Oggi andremo ad incontrare il primario Paolo Ubiali, un primario che si è formato in quel di Bergamo, ha studiato a Milano, all'Università di Milano, è stato chiamato qui all'ospedale civile di Pordenone quale luminare e difatti è conosciutissimo. Oggi ci riceve per spiegare quali sono le eccellenze di chirurgia urologica qui all'ospedale di Pordenone. Abbiamo l'onore e il piacere di poter intervistare il primario Paolo Ubiali, che è conosciutissimo nel nord-est e non solo, e lo vedremo dopo il perché, come un esperto importante nella chirurgia generale. Pochi sanno, ad esempio, assessore regionale Riccardo Riccardi, che mi conosce molto bene, ma anche presidente Federica, pochi sanno che il CRO di Aviano deve la sua nomea anche al lavoro magari riservato dell'ospedale Santa Maria degli Angeli, perché poi qui si fanno gli interventi. Ci sono primari che lavorano con umiltà e lavorano non pensando a divulgare quello che fanno. È un po' il mio lavoro invece quello di mettere in luce quello che fanno, magari anche giustamente approfondendo i rapporti internazionali. Sta per essere organizzato questo importante convegno internazionale mondiale qui proprio all'Università di Pordenone, al Consorzio Universitario. Ringraziamo il nostro sindaco che ha promosso, il sindaco Basso, questo evento. Ringraziamo la politica che vuole bene all'ospedale civile di Pordenone, perché noi siamo per la sanità pubblica, perché la sanità pubblica gratuita è un bene che dobbiamo assolutamente difendere e preservare. Professore, lascio la parola a lei di spiegare di cosa succederà la prossima settimana qui a Pordenone grazie all'ospedale civile. È un evento molto importante, parleremo di chirurgia oncologica del tratto digerente superiore, quindi dell'esofago e dello stomaco, con specialisti da tutto il mondo, e ci saranno degli interventi chirurgici in diretta che verranno eseguiti dall'ospedale di Pordenone con l'equipe chirurgiche dell'Università di Verona e dell'Università di Padova, che opereranno insieme a noi con il robot. E poi ci saranno anche degli interventi dall'estero, in particolare da Taiwan, da Taipei, dove opererà il professor Li Chao, che è un amico, che è una persona che ha molto collaborato con noi, ci ha permesso di cominciare il programma di chirurgia toracica robotica in questo ospedale, ha accolto con sé per molto tempo una mia collaboratrice e che ha portato qui questo tipo di chirurgia e molto spesso segue direttamente o indirettamente i nostri interventi e ci dà anche dei consigli pratici. Ci farà una dimostrazione da Taiwan e sarà sicuramente un altro momento molto importante. Questo congresso è organizzato dalla Società Italiana di Chirurgia, che è la società che riunisce tutti i chirurghi italiani e che io rappresento in Regione Friuli Venezia Giulia, e sarà presente online anche il nostro presidente, il professor Lodovico Docimo. In più è anche organizzato e patrocinato dalla Società Triveneta di Chirurgia, che è una delle più antiche società chirurgiche italiane, che raggruppa tutti i chirurghi del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige. Io sono il presidente eletto dal 1 gennaio 2026 e sono molto onorato di questa cosa, perché era da tempo che mancava un presidente friulano e quindi questa cosa sicuramente dovrebbe essere un onore per questa regione e soprattutto per il nostro ospedale. E ovviamente anche per ringraziare l'attuale presidente della società, il professor Giovanni De Manzoni, che è professore ordinario di chirurgia all'Università di Verona e che è l'attuale presidente, e sotto l'egida del quale abbiamo organizzato questo importante evento, che è un grosso sforzo per tutti noi e che speriamo possa avere un grande successo di partecipazione in persona e anche online. Io colgo l'occasione per salutare il primario Maurizio Tonizzo, che è il mio compagno di classe. Per me è un onore essere qui oggi all'ospedale Santa Maria degli Angeli. Eravamo al liceo insieme al Don Bosco e so che è un bravissimo primario e quindi lo saluto perché fa parte dell'eccellenza dell'ospedale di Pordenone, vero primario? Assolutamente, lo confermo, collaboriamo
da ormai 7-8 anni, da quando è diventato primario di medicina qui da noi. È assolutamente una persona molto preziosa, lui, i suoi collaboratori e anche la dottoressa Grazioli, che è stata per tanti anni il suo aiuto e che grazie a lui adesso è diventata primaria dell'altra medicina di questo ospedale. Ciao Maurizio.